c'è la domanda, ma già lo so, ma già lo so la domanda qual è, e dice: c'hai una notizia interessante di questa? Ce l'ho, quella è una notizia, non è che c'ho io, ho letto. Chiude il manifesto, io da roso che c'ho qua e per questo volevo parlare di questa cosa qua. E il manifesto c'è da tanto, sì. Ed era il giornale quello che c'era scritto proprio quotidiano comunista, così anche se non è che ti faceva un attimo, però proprio e chiude il manifesto. Io un po' mi spiace, un po' me pure un po', sai che io posso dire una mia testimonianza sul manifesto, che c'è un punto. Io me lo leggevo il manifesto, ma non lo capivo. E questo era il fatto, non si capiva. E non era il giornale che tu potevi leggere per anni, non è che non voglio dire, dici vabbè sei un coglione, ma non è che non lo dice, ti sembra che come che io facessi ma era così, ma non era chiaro, non si capiva. Cioè c'era un giornale che a me, per mia opinione, che faceva i perché, faceva solo perché faceva, non che ti dava una notizia, te la dava così, però poi era tutto perché, ma te dici, ma dimmi pure come, dimmi è successo questo e questo, così io almeno mi facilito a capire, se non posso fare la rassegna stampa per capire un articolo che mi devo comprare tutti, e questo, e quindi, e poi un'altra cosa vorrei dire, cioè sono 20 anni e questi hanno i buffi, e che cazzo, e boom, e la colletta, la cosa, poi hanno fatto la campagna con i personaggi famosi. Hanno fatto la campagna con i personaggi famosi e ma basta, non la dico questa cosa, non mi interessa. L'ultima cosa che volevo dire, però scusa, manifesto caro. Ci aveva avuto Berlusconi per 50 anni, ma più di contributo a quotidiano, diciamo, d'avanguardia, di opposizione, dei controcazzi, ci ha avuto Berlusconi per non so, per quanto c'è stato, 50-60 anni, un tempo che proprio è. Quale aiuto dobbiamo dare? Noi l'aiuto finanziario, abbiamo dato l'aiuto proprio, il materiale su cui scrive, su acchiappare un lettore per fare cose, e che manco quella è corto, e che cazzo, e chiudi, basta, e va fanculo pure, e questo. E poi c'era la finale del mio pensiero sul manifesto.